Bene, allora siamo qui arrivati all'appuntamento annuale che Noi Treviso Associazione propone a tutti i volontari, a tutti gli educatori della diocesi di Treviso. Un convegno che ha un titolo molto importante, Oratorio perché non siano solo parole. E abbiamo come ospite principale quest'anno Don Fortunato Di Noto. Ciao Don Fortunato. Salve a voi, salve a tutti. E ben arrivato qui a Treviso. Allora, tu sei anche il fondatore dell'associazione Meter, ma per chi non la conosce, che cos'è Meter? Meter è un'esperienza che nasce 21 anni fa, nasce in una comunità ecclesiale ad Avola e nasce soprattutto da un'esigenza. In maniera del tutto profetica diamo risposta al fatto che i nuovi spazi, che erano gli spazi tecnologici, digitali, quindi internet in questo caso, veniva poi utilizzato dai minori, dai bambini, cioè ha significato un'attenzione maggiore e soprattutto un impegno affinché gli esecrabili atti nei confronti dei bambini non venissero perpetuati né tantomeno poi diffusi attraverso la rete internet. È una realtà nazionale con diramazioni internazionali presenti nel territorio italiano con 500 volontari, siamo presenti in quasi tutte le regioni, ma anche promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e voluta e sostenuta anche dalla mia diocesi, che è quella di Noto, che non fa altro che promuovere proprio i diritti dell'infanzia a 360 gradi, perché è vero che abbiamo tanti bambini, ma a volte sono bambini deprivati, bambini orfani con genitori vivi, in una realtà educativa frammentata e soprattutto difficile oggi più di ieri. Credo che Meter, ma assieme sicuramente all'associazione Tra Noi, agli oratori dove voi siete presenti, sicuramente si dà un valore in più, un percorso in più, una possibilità non soltanto come luogo ma come esperienza viva, non solo per l'incontro con Gesù Cristo ma per l'incontro con l'umano, quindi con le persone che frequentano anche questi oratori. Ognuno deve fare la sua parte, la faccia bene, ma deve vincere anche una gelosia, quella dell'individualismo. Io credo che anche stasera questo appuntamento vostro annuale è la dimostrazione che si può lavorare insieme, si può ricevere esperienze comuni per rilanciare ulteriori percorsi a tutela nell'affetto e nell'amore educativo nei confronti dei bambini e dei genitori. Don Fortunato, la serata di questa sera ha un titolo un po' particolare: www.oratorionoi.it, virus ed antivirus nelle relazioni. Allora ti chiedo questo: noi abbiamo tanti oratori, ovviamente i destinatari principali dei nostri oratori sono i ragazzi, i bambini. Abbiamo anche tanti volontari che sono educatori al di là del bancone o anche in mezzo appunto agli ambienti oratoriali. Quali secondo te oggi le attenzioni che deve avere un educatore, un animatore di oratorio? Ma l'animatore, l'educatore deve sempre educarsi e questo è un percorso formativo direi quotidiano, quindi anche se si è giovani educatori, i giovani educatori devono sempre educarsi per diventare sempre testimoni autentici nei confronti dei ragazzi a cui si rivolgono e a cui i ragazzi hanno bisogno come punti di riferimento. Oggi nella mancanza di maestri, mancanza di punti di riferimento forti, di testimoni del Vangelo e non solo del Vangelo ma anche della vita sociale, pubblica, culturale, politica, io credo che i ragazzi devono vedere nell'educatore, che può essere un giovane educatore ma può essere anche un genitore educatore, quindi che si pone a servizio dell'oratorio, a servizio di questo spazio importante dove c'è una comunione, una convivialità. Quindi importante l'educazione e poi del resto ogni educatore, se è educato, credo che sono poche le piste su cui deve muoversi. La prima è la sua autenticità, la seconda è la sua responsabilità. Oggi si richiedono uomini e donne responsabili e non più approssimativi e quindi non certamente tanto per fare un qualcosa di servizio, ma un servizio che rivaluti sempre la persona, perché nell'oratorio c'è sempre la persona al centro di ogni cosa e soprattutto quando sono bambini c'è l'attenzione profonda a quei bambini che pur vivendo lo spazio dell'oratorio magari stanno molto più ore all'oratorio che a casa, quindi l'oratorio deve diventare una casa vera e propria, quindi una famiglia capace di poterlo accudire, sostenere, accompagnare e ascoltare e perché no anche abbracciare nella misura in cui quell'abbraccio lo porti in una dimensione profonda nel sperimentare l'amore, che è l'amore di Dio.
Ultima domanda, Don Fortunato. Come vedi, appunto, il 2012 per noi, Treviso Associazione, noi Associazione, è un anno molto importante perché festeggiamo appunto i 10 anni di vita. Allora, gli oratori e la sfida appunto con questi nuovi mezzi di comunicazione che tu conosci benissimo, social network, internet. Qual è l'augurio che ti senti di consegnare, di dare a tutti i nostri oratori che nelle attività, nelle proposte che fanno, tante volte si scontrano o in qualche maniera sono un po' perplessi da questi nuovi mezzi di comunicazione e di attrazione per i giovani? Ma i 10 anni sono sempre un traguardo di maturità, e il traguardo di maturità ci fa vedere oltre, e l'oltre è già l'oggi che viviamo. Noi sappiamo benissimo che non possiamo più tornare indietro nell'utilizzo delle nuove tecnologie. I bambini digitali, noi nati digitali, ce li abbiamo tra di noi, sono in mezzo a noi, frequentano gli oratori, frequentano le parrocchie, frequentano le associazioni, hanno nuovi linguaggi, nuove percezioni, hanno un nuovo modo di vedere anche l'uomo. Allora io credo che l'augurio più grande è di non sconnettersi con la realtà. Ecco, l'associazione Noi, e quindi Noi Treviso, e il servizio che si fa all'oratorio, e quindi anche di conseguenza nel mondo delle aggregazioni, che possono essere anche i cosiddetti circoli, io credo che devono connettersi sempre di più con questo nuovo mondo, che è un mondo sempre affascinante, che ci deve fare stupire, non dimenticando che in questo mondo, che è il mondo reale ma anche il mondo virtuale che ha incidenza nel mondo reale, lì c'è sempre l'uomo, lì c'è sempre un bambino che richiede di essere accompagnato nel percorso della vita. Don Fortunato, ultima domanda, la domanda delle 100 pistole, diciamo così. Noi la facciamo sempre ai nostri ospiti all'interno appunto dei nostri incontri, diciamo, annuali. Se dovessi descrivere con un oggetto l'oratorio, quale sceglieresti e perché? Ma io sceglierei un catino, che possa essere il catino dove raccoglie l'acqua, che può rinfrescare, diventa sorgente zampillante di vita nuova, però anche un catino che può raccogliere il sangue, il dolore e la sofferenza per accompagnare eventuali percorsi di croce che dai bambini agli adulti possono eventualmente vivere. Ecco, l'oratorio lo vedo come un catino. Benissimo, grazie Don Fortunato e buon lavoro. Grazie.